In un clima di forte stabilità politica, oltre che meteorologica, Agrigento si prepara all'evento più atteso e discusso dell'anno. La Sagra del Mandorlo in Fiore è giunta alla sua 70ª edizione. Come vuole la tradizione di uno degli eventi folcloristici più conosciuti e apprezzati dell'isola, ad aprire la Kermesse giovedì 12 febbraio sarà il festival dedicato ai bambini del mondo, giunto alla sua 15ª edizione. Festival al quale quest'anno parteciperanno i bambini provenienti da Bulgaria, Georgia, Messico, Russia e Ungheria. A fare gli onori di casa ai piccoli dei gruppi folk Oratorio Donguanella, Valdacragas, i Picciotti da Portedda, Herbesus di Grotte, Fabbaria Folk di Favara, Cumpari e Cummareddi e Vecchia Ionia provenienti da Catania, Limpiados e Rosa Balistreri Folk provenienti da Licata e infine i piccoli dell'Associazione Culturale Poggiodiana di Ribera. Venerdì 13 febbraio sarà la volta della parata dei gruppi folk che intorno alle 15:30 partiranno da Piazza Pirandello, attraverseranno le vie del centro cittadino per arrivare a Piazza Cavour. Sabato 14 spazio alla passeggiata della pace lungo la Valle dei Templi e domenica 15 febbraio lo spettacolo dei gruppi folk internazionali lungo le vie cittadine sarà accompagnato da bande e sbandieratori dei tipici carretti siciliani. La Sagra e il Festival del Folklore prenderanno invece il via lunedì 16 febbraio. Tra i momenti più attesi della manifestazione l'accensione del tripode dell'amicizia al Tempio della Concordia. L'evento, che suggella l'apertura del 60° Festival internazionale del Folklore, è in programma per martedì 17 febbraio. Il sipario sulla 70ª edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore calerà domenica 22 febbraio con la sfilata dei gruppi folcloristici da Piazza Cavour allo stadio di Agrigento e con l'atteso spettacolo conclusivo nella Valle dei Templi, dove ci sarà la premiazione del gruppo vincitore. Una settimana ricca di eventi e appuntamenti imperdibili per gli amanti della tradizione, che vedrà trasformare anche quest'anno Agrigento nella capitale mondiale del folklore. Tanti gli eventi all'aperto lungo le vie cittadine e tanti gli spettacoli in programma al Teatro Pirandello. Anche quest'anno la Sagra si arricchisce con un programma di eventi collaterali come il Food Expo, degustazioni, bancarelle, intrattenimento e musica che animeranno Piazza Stazione dal 18 al 22 febbraio.